la benedizione del Signore. Ha parlato di povertà e miseria, di madri e padri di famiglia che anche in terra agrigentina, scippati della loro speranza, cadono in crisi e denunciato quanti speculano proprio sulla pelle dei più deboli, come insegna lo scandalo di Roma. Sono alcuni dei passaggi salienti dell'omelia del cardinale di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, sul sagrato della chiesa di San Domenico, a conclusione della processione serale dell'urna con Gesù morto e della Madonna addolorata attraverso le viuzze del centro storico. Un corteo accompagnato da un assordante silenzio, rotto dalle suggestive e struggenti musiche e parole di asì versate lacrime. Un'occasione per Don Franco per lanciare forti moniti, ma anche parole di speranza. Non è mancato l'affondo alla politica locale, immobilista su problemi di vecchia data e capace di correre veloce quando deve occuparsi di interessi di parte. Anche qui ha proseguito la viscida corruzione rischia di inquinare l'aria di questo territorio, come dimostra l'inchiesta alla carica delle 104, punta dell'iceberg di un sistema di corrotti e corruttori. E poi ha fatto riferimento anche allo sfruttamento del lavoro, portando l'esempio di quanti lavorano nelle strutture di accoglienza, dove, ha detto, capita di incontrare due categorie di poveri, quella degli operatori che non sempre vedono riconosciuti i loro diritti e quella dei poveri assistiti. Eppure, ha detto, questa terra e questa chiesa hanno fornito esempi e testimonianza di lungimirante carità politica e sociale, come Vincenzo Morinello a Licata, Vincenzo Gandolfo ad Aragona, Michele Martorano a San Giovanni Gemini e ad Agrigento Don Michele Sclafani. E poi, rivolgendosi a Cristo morto, Don Franco ha dato spazio alle sue paure. Temo che sussulti di indignazione, marce per la legalità e ricordo delle vittime di mafia, la protesta per lo scandalo delle commissioni consiliari, la marcia per il polo universitario rischino di essere come fuochi di paglia. Un pensiero l'ha poi rivolto agli agricoltori, ai cirenei che, nonostante le già tante difficoltà, si vedono costretti ad un ulteriore salasso costituito dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli. Anche questa è Agrigento, quella vera e bella, quella che ami e che amo, ha proseguito. E sai, fiero di questa brava gente, rivolgendosi sempre a Cristo morto, sono contento di condividere la mia vita con loro e di essere considerato uno di loro, ha concluso Don Franco. Aiutaci a capire che dobbiamo impegnarci a costruire con gesti semplici, ripetuti e veri, un Agrigento libera e solidale.